Buonasera a tutti, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Questa sera, quest'oggi, voglio fare una chiacchierata tra amici e parlare un po' di quello che ho visto oggi e quello che continuo a vedere qua in Liguria, ma penso ormai succeda ovunque. Quest'oggi ero in giro, fortunatamente dopo lavoro con la mia famiglia, e sono andato a farmi un giretto a Chiavari sul lungomare. Sul lungomare stavo seguendo, appunto, come tanti pescatori del Levante, anche persone normali, tanti cittadini della zona, i lavori sulla passeggiata mare, sulla spiaggia, sui pennelli, anche perché erano, diciamo, spot un po' particolari ed ero affezionato a un paio che avevo conosciuto e che ho portato anche sul canale negli scorsi anni. E detto questo, ho seguito un po' i lavori dei pennelli, del rifacimento della spiaggia, degli studi che ci sono stati dietro, e oggi sono andato per la prima volta a vedere il risultato finale. Il risultato finale, io, allora, premessa, non sono un ingegnere, non sono nessuno, è un mio parere personale, non voglio offendere nessuno, ma quello che ho visto è stato l'ennesimo risultato di un qualcosa che fatto da persone che probabilmente non vivono il mare e puntano tutto sul turismo. Mi direte, siamo in un paese turistico, è giusto così, ma è anche giusto un occhio di riservo forse per quello che è l'ambiente, ma vorrei fare un passo indietro. I turisti vengono in Liguria, le persone comunque, anche senza parlare di pescatori, hanno piacere di andare in spiaggia durante la stagione estiva e anche in questi mesi, tipo questo ottobre che si sta portando avanti un tempo meraviglioso, e trovare che cosa? L'acqua pulita, ma un ambiente di mare, non un ambiente dove uno entra in acqua e c'è una situazione completamente asettica, dove non trova nulla. Perché non trova nulla? Perché quando si fanno i ripascimenti, non più dragando la sabbia di mare, riportandola a terra, ma posizionando sulle spiagge del ghiaione pesante, questo ghiaione qua, una volta alla prima mareggiata, giustamente lo riporta in mare, un pochettino lo riporta in mare, si deposita sui primi metri di fondale, uccidendo tutto quello che è la catena alimentare dei pesci e del sistema ecologico ambientale del sottocosta. Perché? Perché questo ghiaione va a soffocare inizialmente quello che è la sabbia, il fango, il fondale, e di conseguenza i nutrimenti per i pesci che si avvicinano alla riva. Se ci fate caso, in queste spiagge dove i ripascimenti sono particolarmente pesanti, io adesso non uso termini particolari, io sono una persona come tanti di voi, voglio essere più diretto possibile e cercare di arrivare a più persone possibili che non siano per forza pescatori. Voglio parlare proprio un po' con tutti, come si fa al bar, come si fa tra amici. Una volta che questo ghiaione qua arriva in acqua e soffoca tutto, non rimane più niente. Se ci fate caso, in queste spiagge, io adesso prendo per esempio la spiaggia di Chiavari che ho visto oggi, ma c'è quella di Santa Margherita, c'è quella della bellissima spiaggia della Secca di Moneglia, che uno dirà, ma è un paradiso, perché sei andato a rovinarlo? Quindi non voglio puntare il dito contro l'amministrazione. Oggi ho sentito persone che ce l'hanno con l'amministrazione, mi sembra che siano scelte di tutti, quindi non è per forza il comune di Chiavari ad aver errato, si sbaglia un po' tutti quanti, ma perché si sbaglia? Perché non si ha probabilmente l'occhio vero di chi vive il mare. Secondo me certe scelte non vanno fatte in laboratorio, in lago o quant'altro, bisogna prendere dei biologi del posto, prendere dei biologi marini, non ingegneri che si occupano di come si frange l'onda. E se, appunto, tornando al discorso di prima, se voi da turisti, da abitanti del posto, andate a farvi un giro, andate un attimo in spiaggia, nelle spiagge di Chiavari, nelle spiagge di Santa, nei primi metri di mare non troverete più niente. Vi ricorderete, ah sì, 10 anni fa, 5 anni fa, 20 anni fa andavo in mare, c'era tanto pesce, c'erano tanti pesciolini che mi venivano incontro, non c'è più niente. Questa cosa qua non è dovuta alle reti sottocosta, all'inquinamento, è dovuta anche e soprattutto a questi ripascimenti che ormai sono devastanti, perché costano magari poco,
perché si fa prima, non lo so quali siano le ragioni, ma è il colpo d'occhio ci dà una descrizione di quelli che sono i lavori, dei disastri. Chi può andare a Chiavari oggi lo vede, cioè vede della sabbia che non c'entra niente col mare, è una sabbia grigia che probabilmente ad agosto raggiunge anche temperature stellari, è scomodissima, e adesso che è molto pesante non è sabbia che si crea dune leggere, questa qua è una sabbia pesante di cava che quando arriva una mareggiata crea dune gigantesche, degli scalini enormi. Stavo parlando con delle persone del posto oggi e mi dicevano: noi abbiamo una certa età, per fare appunto la discesa o comunque quando usciamo dall'acqua ci uccidiamo. Boh, non lo so, io con enorme dispiacere oggi ho visto rovinate le vasche, le spiagge di parte di Chiavari. Sono rimasto veramente, veramente deluso, perché negli anni vedo sempre rovinate, sempre più spiagge, sempre più ambienti per creare finti paradisi turistici. Facciamo la super spiaggia, tutto perfetto, deve essere tutta piatta, tutto gigante, più lettini mettiamo meglio è, spiagge libere gigantesche, così le persone sono contente, e poi viene una schifezza. È una schifezza gigantesca, cioè senza senso, sono rimasto veramente molto deluso, e ripeto, non è una cosa indirizzata al comune di Chiavari, ma ci sono anche altri comuni che hanno adottato questa politica. Poi magari ci sarà una super spiegazione di base che io non so, che è stata spiegata da iperingegneri, e va bene così, però io parlo da pescatore, da amante della pesca. Io sono cresciuto praticamente in mare e vedo tante criticità a livello ambientale, quindi se qualcuno dovesse fare delle critiche a questo video, sono innegabili però i danni a livello ambientale, che in parte ho anche già spiegato a inizio video. Ditemi la vostra. Io poi, oltre a questo discorsi di frangifrutti, spostiamo in maniera verticale i pennelli perché orizzontali non servivano più a niente, le vasche sono state completamente demolite, adesso c'è uno spiaggione gigante indirizzato completamente a sud, quindi vuol dire che tutte le mareggiate questo inverno le prenderà tutte, e non penso proprio con frangifrutti sott'acqua che è distante 1 metro dalla superficie romperà delle onde, perché chi è nato qua si ricorderà vagamente cosa è successo nel 2018, quando dei dei porti venivano spezzati in due dalla forza del mare. Quindi, ma non succede tutte le volte questa mareggiata? Chi lo sa? Chi lo sa se non succede almeno una volta l'anno, e magari questo ghiaione depositato nella bellissima spiaggia di Chiavari non finisce dentro la stazione, non lo so, o dentro i negozi nuovi di Chiavari, della zona nuova della colonia Fara, non si sa. Non lo so, io sono contro. Sembra un po' di rivedere un po' il film Jurassic Park, quando gli scienziati creano qualcosa al laboratorio, che dicono: ah, perfetto, perché noi siamo scienziati, l'abbiamo fatto al laboratorio, sarà perfetto per forza, e poi la natura stravolge tutto. Io quando vedo questi cambiamenti giganti, soprattutto cambiamenti di impostazione dati da persone probabilmente ignoranti come erano all'epoca, ma funzionali. A Chiavari, salvo qualche mareggiata ipersonica, veramente che si conta sulle dita, non è mai successo niente. E i sassi erano quelli che hanno lasciato i miei nonni, i vostri nonni, e non è mai successo niente. Adesso io voglio vedere che cosa succederà con queste scelte progettuali di persone che probabilmente a manco ci abitano al mare. Quindi vedremo. Io ho voluto parlare di ripascimenti perché è una cosa che mi è sempre rimasta qua, perché io quando ero piccolo vedevo proprio le cose microscopiche che adesso magari non si vedono più, perché la gente non si appassiona più a niente, la natura non ne frega più niente. Però soprattutto chi ama la pesca si ricorderà quando si facevano le esche in loco,
e non stiamo parlando di Sicilia, di Sardegna, dove si fanno abitualmente, qualche volta in Toscana, visto che hanno la fortuna di farle ancora. Si faceva anche qua in Liguria. Chi ha un po' di anni si ricorda quando si facevano le esche sul posto, ed erano le esche possibili da fare perché c'era un tipo di sabbia, un tipo di fango del posto. I vermi uscivano fuori dal fango, e i vermi sono la base della catena alimentare dei pesci. Se distruggiamo questa catena alimentare, se distruggiamo questa catena ambientale, non si trova più niente. Ok, messa a posto diventerà delle spiagge gigantesche piene di lettini, ma in mare non resterà più niente. Che cosa stiamo lasciando? Delle spiagge che per una foto di agosto va bene e per gli altri 11 mesi, 12 mesi l'anno fa schifo, e soprattutto in mare stiamo distruggendo tutto in qualsiasi modo, che sia ripascimenti sbagliati, inquinamento, pesca distruttiva. Stiamo facendo dei danni disumani. Bisognerebbe ritornare un po' indietro, con meno burocrazia e un po' più di buon senso logico. Fare i ripascimenti con la sabbia del posto sarebbe molto molto meglio. Tanti mi hanno detto ma non si fa più perché deve essere analizzata. Cavolo, farla con la sabbia di cantiere, di cava è molto meglio. Non lo so, io mi ricordo quando ero piccolo veniva questo dragone gigante, che tra l'altro sono le stesse barche che hanno utilizzato per spostare i massi e mettere quelli nuovi, dragava semplicemente la sabbia, la spostava dal mare e la rimetteva sulla spiaggia. Buche della Madonna che attiravano tantissimi pesci, ed era tutta una catena, perché tutti gli anni si faceva ripascimento con la stessa sabbia, che comunque era sabbia, non era sabbione di cava. Non lo so, io sono molto polemico in quanto genovese, e B, sono molto passionale e antico nei miei ricordi, quindi mi manca un po' tutto quello che è passato, e vedo nel futuro veramente l'ambiente completamente abbandonato, il mare completamente abbandonato, e per un semplice motivo: tutto quello che non si vede è completamente ignorato. Non riusciamo a vedere sotto la superficie del mare, non ce ne frega niente che ci sia sporco, che ci sia una macchina sott'acqua, una gomma, delle reti, del ghiaione senza nessuna forma di vita. Non ce ne frega niente perché non lo vediamo. L'importante è venire in Liguria, l'importante è avere il lettino, non ce ne frega niente di dove siamo realmente. Cioè, molti turisti secondo me vengono in Liguria ma non si rendono conto che non esiste più la bellezza vera ambientale in tantissimi posti, perché l'abbiamo rovinata per creare posti turistici fittizi, irreali. Era meglio forse fare un passo indietro per meno persone e preservare quello che è veramente bello a livello ambientale, forse, che creare tantissimi posti poi privati, quindi di conseguenza il ricavo è di alcune persone, non di tutte. Sono discorsi un po', come si dice in genovese, rognosi. Io personalmente ho voluto fare questa chiacchierata come l'avrei fatta con degli amici a pesca, quando sei lì a guardare le canne, e mi spiace molto perché vedo, e forse questa cosa qua di Chiavari mi ha fatto rendere conto di come siano veloci i cambiamenti adesso, e come una cosa bella, come potevano essere le vasche di Chiavari, in una frazione di secondo possono essere rovinate per sempre, cioè non torneranno più quelle vasche lì. Cioè non è il mio giro non è stato un vedere un brutto sogno che dice vabbè, l'anno prossimo torneranno le vasche e la sabbia sparirà e tornerà tutto normale. Non tornerà più niente, non ci sarà più niente, sarà sempre così. Probabilmente forse nel 2000 mai qualcheduno prenderà quel ghiaione, ci ributterà sopra della sabbia e sarà meglio, ma quel ghiaione rimarrà sempre, cioè ormai è un danno irreparabile, è una cosa indescrivibile.
E quindi ho voluto anche fare questo video qua per un po' sentimentale, cioè nel senso rendiamoci conto di tante cose belle che in una frazione di secondo possono sparire, come ad esempio goderci le nostre battute di pesca, cercare di godercela assolutamente, ma cercare di capire anche che a volte va spinto il buon senso, che le cose antiche non vuol dire che non siano quelle giuste o funzionali, e cerchiamo veramente di non fregarcene, cioè di fregarcene assolutamente dei grandi numeri, delle foto su Facebook con migliaia di persone. Probabilmente certi posti sono fatti per essere così. Se si riesce ad arrivare bene, se hai la fortuna di essere in quel posto lì, bene, ma non sono posti per chiunque e o soprattutto per i grandi numeri. Probabilmente gran parte della Liguria è fatta per essere preservata con quello che ha. Non serve aggiungere qualcosa per far venire ancora più gente. Probabilmente la bellezza di certe cose che possono essere godute da poche persone alla volta, non da poche persone basta, da poche persone alla volta. E non vuol dire che ampliarle trasformi quel posto per tutti. Non esiste al mondo. Un diamante è bello nella sua piccolezza, forse, va goduto una persona alla volta. Non vuol dire che ampliando con materiale che non esiste, non è più diamante, vuol dire avere un diamante grande per tutti quanti, non penso proprio. Non lo so, non sono neanche le 10, quindi sto un po' divagando e va bene così. Però stasera mi andava una chiacchierata tra amici pescatori e amanti dell'ambiente e speriamo di non vedere più questi ripascimenti terribili, anche se a quanto pare continuano in Liguria.